partita con gli occhi di mio padre e l'amore di mio padre, perché mio padre era un palombaro e di conseguenza io ho assorbito tutte le sue positività nei confronti del mare e così ho dato vita alla mia vita, che era diversa da quella di ogni altra donna, perché l'andare al mare, come ho detto, è un enorme sacrificio. Devi sacrificare la tua vita di società, le tue amiche, il tuo essere donna, essere presentabile, perché ti sporchi in mare, perché in mare non hai orari, devi dipendere da lui. Il mare oggi è calmo, domani è mosso, il vento, la pioggia, e sono tutte cose che ti colpiscono direttamente. Le mani non le puoi curare perché devi pulire chilometri di rete, quindi è una scelta d'amore, una scelta che devi essere consapevole di affrontare. Con ciò niente ha prevaricato la mia vita di famiglia. L'esperienza di imbarcata su una nave è molto particolare perché praticamente ti porta in un contesto molto diverso da quello in cui generalmente si lavora. Tipo per me che sono uno psicologo e quindi un ruolo sanitario, si lavora in un contesto diverso, in un multiruolo, perché ci sono tante richieste che possono essere diversificate, quindi dal sostegno a bordo a un sostegno invece come nel caso delle missioni umanitarie, ai pazienti che vengono ricoverati oppure che sono a terra e in cui andiamo a operare. Allora, il mio impegno all'interno della missione White Crane, quindi ad Haiti, è stato soprattutto quello di andare nei centri dove c'erano minori e lavorare con loro su quello che erano gli effetti un po' del terremoto, fare un primo intervento psicologico. E poi facevo a bordo delle navi, facevo sostegno ai pazienti ricoverati, molti dei quali dovevano subire interventi di amputazione e quindi di un certo rilievo. Io ho una grandissima passione per il volo e la partecipazione a questo concorso è stata un'occasione grandissima perché comunque ho avuto la possibilità di vedere più da vicino, di sentire più che altro l'emozione in cuore di essere in aria, di essere tra le nuvole, di essere in quel mondo, perché è un altro mondo, il mondo che comunque trovi come passione. Credo che è molto meglio essere l'unica femmina in classe che avere altre donne in classe, perché mi trattano benissimo, sono proprio trattata così, non mi portano rispetto, non mi giudicano, sono tranquillissimi. La classe migliore che potevo avere ce l'ho avuta.